Guarda al futuro con un leggerissimo ottimismo l'economia veneta che secondo le stime chiuderà il 2014 con il primo segno positivo dall'inizio della crisi, più 0,9%, queste le stime di Confindustria, con l'export a più 3,4% a fare la parte del leone. Che il clima sia cambiato lo documenta anche l'aumento di camion e mezzi pesanti sulle autostrade. Nei primi 4 mesi dell'anno, secondo uno studio della CGIA di Mestre, il traffico pesante è cresciuto del 3,4% sulla Brescia-Padova, del 3,7% sulle autovie venete e del 3,6% sull'Autobrennero. Esportazione, innovazione e aggregazioni aziendali. Queste le parole d'ordine degli industriali riuniti a Padova per sottoscrivere l'accordo tra Simest, finanziaria per lo sviluppo internazionale delle imprese italiane, e l'Associazione della Città del Santo. Oggi interviene anche nel capitale delle imprese in Italia che vogliono per esempio fare aggregazioni, che vogliono fare acquisizioni, quindi è uno strumento in più ed è molto importante. Noi non vogliamo solo i soldi, noi vogliamo dei partner, noi imprenditori, noi piccoli, medi imprenditori, abbiamo bisogno di qualcuno che venga con noi, quindi non che ci si dia solo dei soldi ma che si metta in prima linea. Solo un'azienda su 4 esporta stabilmente in Veneto, un numero che deve necessariamente aumentare, spiegano gli industriali, perché senza esportazioni non può esserci crescita. Per questo le associazioni di Padova, Vicenza e Treviso, in 3 il 65% dell'export regionale, si sono date un obiettivo ambizioso: portare all'estero 3.000 nuove piccole e medie imprese venete entro il 2015. Importazione e innovazione digitale. Da Venezia 24 ore fa il Premier Renzi ha dettato le proposte per l'agenda digitale europea come condizio sine qua non per la creazione di nuovi posti di lavoro. Ma se Venezia è isola felice in Veneto, digitalmente connessa anche nelle isole più lontane, nel resto della regione non è così, come spiegato in una mappa messa a punto da Confindustria e presentata in regione. Abbiamo bisogno che ci siano delle connessioni, la banda larga arrivi ovunque perché le nostre imprese sono connesse col mondo e oggi questo gap che c'è, che è veramente a volte disarmante in certi territori, è molto penalizzante.